Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui in mia compagnia. L'argomento della pillola di oggi è la telepatia. Al termine della nostra disquisizione vi trasmetterò un esercizio per mettere in pratica ed esercitare consapevolmente la telepatia. Intanto chiariamo alcuni aspetti. Come mai esiste, come mai funziona la telepatia? Intanto i nostri cervelli sono come delle grandissime antenne che ricevono e trasmettono impulsi elettromagnetici. Non è un fattore esclusivamente interiore alla struttura fisica cellulare del nostro cervello, perché come abbiamo visto, come penso ormai sapremo, come in basso così in alto, come dentro così fuori, è una regola che va applicata e tenuta in considerazione sempre in qualunque aspetto della nostra vita. Pertanto, se è vero che questo scambio tra i vari neuroni e queste sinapsi avvengono interiormente, è altrettanto vero che avvengono esteriormente. In che modo? Se avvengono all'interno di un cervello individuale, le informazioni sono altresì reperibili all'interno di un cervello collettivo, quello che noi chiamiamo la coscienza collettiva. Infatti questa coscienza è in effetti nient'altro che un immenso campo come una rete elettromagnetica che connette fra noi, tutti insieme, ogni impulso che viene ricevuto dai singoli. Pertanto siamo noi stessi a creare questa rete elettromagnetica, ne siamo completamente immersi e ne siamo fruitori. Quindi i cervelli, come ho detto, sono delle antenne, e cioè noi captiamo quello che riceviamo dall'esterno in forma di intuizione, di pensiero, che probabilmente non riusciamo a distinguere se è personale o se lo abbiamo sentito, in realtà era nell'aria lasciato da qualcun altro. Non sempre siamo in grado di fare questo distinguo, ma con il tempo riusciremo a comprendere la differenza fra quelli che sono i pensieri che nascono intenzionalmente da noi e quelli che invece leggiamo, magari nell'ambiente in cui ci troviamo o che ci arrivano proprio per il tramite della telepatia. Dunque questa connessione che abbiamo gli uni con gli altri ci permette di comunicare né più né meno come i campi dei cellulari, soltanto che non ne siamo perfettamente consapevoli e non ne siamo padroni, ma nello stesso tempo esiste e l'abbiamo sperimentata tutti, né più né meno, tutti inconsciamente abbiamo usato forme di telepatia o abbiamo ricevuto messaggi di tipo telepatico. Vi faccio un esempio banalissimo che sono sicura tutti avrete sperimentato. È l'esempio più, come dire, semplice che vi possa portare. Ecco, magari siete indaffarati nelle vostre cose, state facendo una cosa piuttosto che l'altra, all'improvviso, improvvisamente vi viene in mente una persona, ma così, non perché stavate pensando a qualcosa di particolare e questa cosa vi ha portato in una serie di ricordi all'interno dei quali protagonista c'era questa persona a cui adesso pensate. No, questa persona vi arriva così, in mente, improvvisamente, chissà, faccio un esempio, chissà come sta Maria, che è un nome bellissimo e molto diffuso, chissà come sta Maria. E in quel momento vi viene proprio l'immagine del volto della vostra amica Maria, o di vostra zia Maria, o quello che è. In quel momento proprio avete questo pensiero che vi attraversa e così come è arrivato vi soffermate un attimo a pensare e poi il pensiero vi sfugge perché appunto siete presi da questo e quest'altro.
Passa un'ora, passa due, passa anche una giornata, la sera vi squilla il telefono e rispondete è vostra zia Maria. Ma lo sai, zia, che ti pensavo proprio questa mattina? Ecco, questo è un banalissimo, comunissimo esempio di telepatia che tutti, ripeto, tutti abbiamo sperimentato e ancora sperimenteremo nella nostra vita. Semplicemente non siamo capaci di farlo e di attivarlo in modo consapevole, perché l'essere umano ha imparato a fidarsi di altri mezzi. Le nuove tecnologie ci hanno anche permesso di avere dell'immediatezza che magari si può raggiungere solo dopo un po' di pratica, utilizzando le scienze occulte o gli esercizi per sviluppare appunto i nostri doni latenti. È chiaro che di fronte a delle comodità l'essere umano va perdendo un po' le sue capacità. Nonostante ciò, dal momento che noi siamo in grado di constatare che alcuni fenomeni accadono volenti o meno, a quel punto, una volta presa questa consapevolezza, una volta osservati, è facile prenderne atto più costantemente. Cioè una volta che noi ci rendiamo conto di aver vissuto un'esperienza di telepatia, potremmo riconoscerne molti altri con facilità. Dunque, questa cosa ci permette, insomma, di osservare anche che tipo di telepatia siamo in grado di applicare. È chiaro che la telepatia è semplice, è una, ed è quella appunto del cervello visto come un'antenna che invia e riceve dei segnali. Non solo, in questo campo elettromagnetico che ci interconnette tutti, che non conosce spazio, tempo, distanza, non ha alcuna difficoltà a comunicare con una persona che è nella stanza accanto o con una che è dall'altra parte del globo. Viaggia alla velocità del pensiero, perciò è una comunicazione istantanea. Soltanto che ciascuno di noi la percepisce in modi differenti e questo modo personale che abbiamo si chiarisce con la pratica. E ora qua vi trasmetto l'esercizio che potete provare. Tanto per cominciare, perché funzioni, e perché funzioni bene e in modo matematico e semplice, dobbiamo avere bene a mente il volto della persona con cui vogliamo comunicare. E secondo, dobbiamo conoscere il suo nome, possibilmente nome e cognome, ma se è una persona cara basterà il suo nome e il suo volto, perché oltre a una connessione di tipo neuronale e del campo elettromagnetico, ci sarà anche una connessione del campo toroidale del cuore che collega comunque a livello affettivo la persona a cui stiamo pensando con noi, appunto dando quella spinta in più alla nostra comunicazione, perché è come se venisse veicolata con un'altra forza, una forza aggiuntiva che non è solo quella del pensiero. Nonostante ciò, anche se non abbiamo un particolare sentimento, riusciremo comunque a comunicare con un'altra persona. Anche se all'inizio la comunicazione non potrà essere come quella di un cellulare, però le prime volte l'altra persona riceverà, come dire, all'improvviso il pensiero di voi e gli verrete in mente così come capita a voi quando qualcuno vi ha pensato. È chiaro che ci sono due piccole cose da tenere a mente. Una è questa che abbiamo detto, appunto, che l'esercizio vi rafforzerà. E la seconda cosa è che se la telepatia funziona benissimo quando siamo magari distratti e la mente conscia non interferisce, è anche vero che non vi dovrete scoraggiare se ai primi tentativi non vedrete immediatamente dei risultati, perché è chiaro che la mente conscia cercherà di boicottarvi
o comunque di farvi sentire magari ridicoli oppure farvi credere che non capiterà assolutamente nulla. Ma non è così, lo sapete benissimo perché giornalmente negli anni avete avuto la prova che invece, anche solo che pensate a una persona, nei giorni a seguire o la incontrate o la sentirete per qualche ragione e non capita solo con le persone, a volte anche con gli eventi, ma questo è un ulteriore successivo sviluppo delle nostre capacità. Intanto cominciamo appunto con un piccolo esercizio nei confronti di una persona cara, proprio perché l'intensità di un sentimento ci permette di rafforzare la nostra capacità telepatica, che poi non è altro, come ho detto, che è la nostra capacità di trasmettere un pensiero coscientemente. Dunque, come ho detto, volto, nome della persona. Pensiamo dunque nel momento in cui ci rilassiamo e ci concentriamo esclusivamente su quello che abbiamo a fare, perché è chiaro, è vero che funziona quando siamo distratti, ci arriva comunque il pensiero, ma noi dobbiamo esercitarlo in modo consapevole. E questo è lo scopo. Dunque ci rilasseremo, ciascuno a modo suo, ma generalmente io consiglio di assumere una posizione comoda ma non troppo, altrimenti poi si rischia di divagare con i pensieri e fare un ciclo di almeno 3 profonde respirazioni. Una volta fatte queste respirazioni e sentito un po' le tensioni del corpo abbandonarci, imponendoci insomma un rilassamento, chiuderemo gli occhi, o se abbiamo fatto già il ciclo di respirazione occhi chiusi va bene, comunque ci concentreremo sul volto della nostra persona cara. Una volta che siamo sicuri di vedere tutti i dettagli del volto, cioè di vederla come se fosse davanti a noi, la chiamiamo per nome. Maria, 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 voglio parlare con te. E dovete chiamarla fino a che sentirete che si è aperto il canale di comunicazione. È una percezione vostra, potreste pensare anche che sia una vostra fantasia, che ve la state immaginando, ma la magia è immaginazione. Perciò fidatevi della vostra immaginazione e quando vedrete, percepirete che quella persona vi sta ascoltando, nella vostra mente ad occhi chiusi, voi le direte chiamami, oppure le direte ti sto pensando, ti voglio bene. Le darete comunque un messaggio breve, perché i primi tempi dovremmo concentrarci su cose, su piccole trasmissioni. A questo punto la salutate e ritornate a fare quello che stavate facendo. Nei giorni o nelle ore successive avrete conferma che la vostra telepatia è andata, cioè il vostro messaggio telepatico è andato a buon fine. Vi ho già detto di non scoraggiarvi e di insistere se vedete appunto che i risultati non sono immediati. Vi assicuro che funziona. Per oggi vi saluto, approfondiremo comunque più avanti sempre il discorso sulla telepatia con altri esercizi che vanno appunto ad aumentare il grado di difficoltà e di precisione della nostra comunicazione, ma intanto allenatevi su questo che comunque vi darà delle soddisfazioni e anche dei momenti piacevoli. Ci vediamo alla prossima pillola. Il prossimo video che farò parlerà di egregore e pendoli. Vi aspetto al solito con gioia di ritrovarvi. Vi invito, se vi fa piacere di appunto ritrovarmi, di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio e vi saluto. Un grande abbraccio dalla vostra Ildegarda.